Buongiorno a tutti, buongiorno, bentornati. Scusatemi che stamattina non mi sono fatto la barba perché sta crescendo, non so come mai, sarà che sono a casa, ma sta crescendo in maniera esponenziale, quindi stamattina non ho avuto ancora tempo, scusate, ma avevo 2000 impegni, anche se siamo a casa, ma finalmente il 4 sembra che possiamo ritornare. Innanzitutto aspetto un po' che vi colleghiate. Oggi ho scelto un orario un po' più vicino all'ora di pranzo. Ciao Paola, grande. Mettetemi qualche pollicione che mi sentite, mi vedete bene. Vi ringrazio, così almeno grande, perfetto. Un cuore ancora più bello, quindi i pollicioni mi fanno veramente piacere. Sono un po' scolorito, mi devo un po' riabbronzare perché oggi c'è brutto tempo e quindi ho perso un po' di colore. Ciao Walter, ciao a tutti. Oggi ho cambiato outfit, sempre del mio amico che si occupa della mia immagine. Oggi sono andato su uno stile un po' più londinese, visto che c'è un po' di brutto tempo. Allora ho cambiato, ho cambiato la giacca, sono andato su qualcosa di un po' più... È un po' più particolare, ma io sono amante delle giacche un po' colorite, un po' particolari, quindi mi fa piacere ogni tanto cambiare. Anche perché guardavo le dirette, ricontrollavo, cavolo, mi ero dato quasi una cosa sempre blu, le cose e tutto sembravano quasi le stesse dirette, anche l'inquadratura e le cose. Ho detto no, aspetta un attimo, ogni tanto cambiamo un po' anche se siamo a casa. Anzi, questo ve lo do come consiglio, che lo prendo sempre un gancio dai miei formatori, che anche se siete a casa, io ho l'abitudine sempre comunque la mattina di fare l'attività, di seguire tutta una serie di orari e di gestioni che mi sono dato, ma anche il fatto proprio di cambiarsi e di vestirsi come se dovessimo uscire, anche se rimaniamo in ufficio, o chi lavora da casa che fa lo smart working, o anche chi non lo fa, magari è più che altro perché entrate un po' più nel loop mentale e siete più, ciao a tutti, ciao, siete più operativi, siete più produttivi, siete più carichi, non rimanete in pigiama, anche se a volte sembra più comodo e tutto, ma invece è meglio anche vestirci come per uscire, a parte che ogni tanto insomma usciamo anche per andare a fare la spesa. Ciao Tiberio, ciao a tutti. Vi do intanto un'informazione tecnica nostra dell'immobiliare, seguendo un po' anche tutte le associazioni di categoria. Quindi il 4 sembra che possiamo tornare giù in ufficio, ok? Però sembra che comunque, a parte poi i vincoli che ci sono regionali, soprattutto per come voi che mi ascoltate che venite da fuori dalla Liguria, quindi magari la Lombardia, l'Emilia o le cose, purtroppo sembra che fino al 18, anche se la motivazione potrebbe essere quella di venire a vedere una casa, una cosa non è ancora chiara, ma mi sembra di aver capito leggendo un po' le cose che comunque gli appuntamenti e le visite agli immobili fino al 18 mi sa che siamo ancora bloccati, quindi speravo di farvi venire a fare qualche passeggiata alle 5 Terre, ma per ora mi sa che siamo ancora un po' fermi, però lo vediamo. Tanto oggi vi scendo nel dettaglio, e poi ho parlato anche con un tecnico stamattina di come lavorano anche alcuni miei colleghi qua alle 5 Terre, e ero un po' arrabbiato, e quindi infatti vi voglio trasferire a voi questa cosa qua. Infatti vi ho scritto: vorreste acquistare un rustico alle 5 Terre senza avere sorprese? Devi seguire 5 passi. Vabbè, allora il primo passo è: devi capire la zona in base al tuo target. Perché? Perché magari le 5 Terre sono tutte belle, sono tutte particolari, però come abbiamo visto anche nei video precedenti, magari faccio un esempio: Schiara di Tramonti, che è la parte quella che io chiamo più selvaggia, ho visto che lì proprio c'è un target specifico di persone che vogliono quella tipologia di location, chiamiamola così. Chi va magari più vicino a Rio Maggiore, quindi nella prima collina, nella parte alta, anche più vicina magari alla via provinciale, alle strade di comunicazione, scusatemi, che è un altro target. Poi chi magari va più verso Corniglia, Vernazza e quelle zone è un altro target. Chi sceglie magari Monterosso, che è un altro target. Quindi il primo ragionamento che io consiglio sempre è: prendetevi appena sarà possibile un po' di tempo per venire a visitare le 5 Terre, se ancora non le conoscete, non le avete mai visitate. Vi prendete 3-4 giorni, vi fate un giro panoramico, poi magari se mi scrivete: ciao Alfredo, ciao caro, oggi sono sullo stile tuo London, quindi oggi ho cambiato, ok? Quindi se volete andarla a vedere, perché magari il primo step, mi scrivete, mi mandate un messaggio e tutto, io vi do magari delle geolocalizzazioni delle cose per andare intanto a farvi un giro per conto vostro. Fatto questo, lo step successivo è capire la differenza versus magazzino. Poi vi allego anche nel link, che non l'ho ancora messo, ma vi allego anche il link che va alla rubrica video del sito, dove lì vi scendo più nel dettaglio con 5 video, con 5 passi da scoprire tutta la parte, diciamo, della differenza. C'è proprio un video specifico
differenza tra magazzino e abitazione. Faccio veloce. Avete visto ieri la storia di come sono nati i rustici, essendo nati principalmente come ricoveri attrezzi, diciamo utilizzati, ciao Giulia, ciao a tutti, come case come diciamo immobili, chiamiamoli così, utilizzati come ricoveri attrezzi, magazzini per la campagna. Nell'arco del tempo, quando sono stati trasformati, quindi il passaggio che c'è stato è fabbricati rurali, vi faccio dei gerghi tecnici, poi magari scendiamo più nel dettaglio in altre rubriche più specifiche, però da sapere, il catasto terreni era la parte dei fabbricati rurali, che quindi non ci si pagavano le tasse, chi aveva comunque sia coltivava la terra. Poi c'è venuto dopo l'obbligo di dover portare tutti i fabbricati rurali, dovevano essere censiti, come si dice, al catasto urbano, quindi al catasto edilizio urbano, e quelli in automatico sono stati trasferiti così come erano, quindi come C2, ok? Quindi come magazzini, cantine, depositi attrezzi. Questa è la categoria catastale. E anche dal punto di vista urbanistico, essendo nati prima sicuramente del 67, che è un po' la legge spartiacque, quel periodo lì, quindi dal punto di vista anche urbanistico e quindi riguarda il comune, spesso non ci sono documenti, non c'è niente, quindi fa fede il catasto. Essendo nati come magazzini, rimangono magazzini. Alcuni nel tempo con i condoni o che avevano certe particolarità, oppure alcuni, come abbiamo visto, che negli anni erano stati poi realmente utilizzati come delle abitazioni, quelle sono state trasformate dal punto di vista urbanistico e catastali con dei condoni oppure con delle cose perché erano già nati come abitativi, sono diventati degli categoria A, A2, A3 o A4. Questo per darvi un po' un punto, che se guardate la visura catastale di casa vostra, se avete un appartamento, una casa e tutto, è nella categoria A. I C invece, se fate caso, magari se avete una cantina o un deposito, sono quelli, sono C2 o C6 se sono delle autorimesse o posti auto. Che differenza c'è tra questi due? È poi nell'utilizzo, che poi lo vedremo dopo. Allora, anche il C2 si può utilizzare tranquillamente come punto d'appoggio. Se comprate un C2 lo potete ristrutturare, farci il bagno, dovete seguire tutta la parte tecnica, ma poi quella la vedremo e c'è la sezione dedicata. Però c'è un però, che poi lo vedremo anche più approfondito nel quarto punto. Il C2 ha delle limitazioni, ok? Quindi lo potete utilizzare voi, ci potete andare come punto d'appoggio, potete chiedere di realizzare un bagno se non c'è, utilizzando poi tutte le tecniche e le cose che vanno fatte. Però di fatto per il parco, per le cose, non potreste averci una cucina attrezzata, perché potrebbe essere un punto d'appoggio dove vi fate qualcosa da mangiare, ma di solito il C2 si usa come punto d'appoggio. Magari vi potete fermare a dormirci nei weekend e tutto, perché magari voi venite giù alle Cinque Terre e coltivate, magari avete i terreni, volete stare in campagna, quindi vi potete fermare a dormire. Sulla cucina vi dico occhio, perché comunque il parco e la forestale fanno dei controlli, quindi se è un C2 la cucina potreste avere un punto d'appoggio dove farvi qualcosa da mangiare, ma non è un'abitazione, quindi questo occhio. Siccome tanti colleghi e tanta gente vendono di tutto, io ci tengo proprio a fare queste rubriche, perché poi vi ho scritto alla fine che in questa diretta vi spiego come realizzare il vostro sogno, ma occhio a non farlo diventare un vostro incubo, perché io ho clienti che hanno iniziato delle trattative, hanno dato dei capari, hanno provato a fare degli acquisti, dopo anni sono ancora in causa perché gli avevano raccontato la super cazzola, ok? E invece poi non era così, perché c'erano tutta una serie di situazioni che non erano sanabili, o che loro l'avevano comprato pensando di utilizzarlo in un certo modo e poi dopo si sono trovati ad avere dei problemi. Quindi questo ve lo dico, occhio, scegliete il professionista che sia esperto, che vi dica queste cose che vi dico io, fategli le domande che ora vi dico io cosa gli dovete chiedere, perché se no altrimenti lasciate perdere, o se no mi scrivete a me e io vi aiuto a risolvere queste situazioni. Ok? Ciao Cri, ciao a tutti. Punto terzo, verifica la documentazione, quindi non vi fate fare la supercazzola come ci stanno facendo anche noi i nostri governanti, che ci stanno facendo tutta una serie di discorsi, ma alla fine non si arriva al nocciolo. Verifica la documentazione, quindi atto di provenienza, come è arrivato, se è arrivato in successione. Soprattutto ragazzi, guardate la documentazione catastale, la planimetria catastale e la parte urbanistica. Come vi ho detto prima, se un C2 è una roba vecchia, magari non c'è nulla di urbanistico, però incaricate un tecnico, se questo qui che ve lo vende, o seppure capitate che trovate Mario che ve lo vende da privato, occhio, mi raccomando, o mi chiamate o mi scrivete a me e io vi posso dare assistenza, o scegliete un vostro tecnico che vi affianchi in questa cosa. Non vi avventurate da soli nelle situazioni dei rustici, perché ci si fa veramente male, ve lo dico.
oppure partite con un progetto, con una cosa e poi dopo fra 10 anni siete ancora lì bloccati e magari dopo poi vi siete stancati e dite no, ma le 5 Terre è un casino perché sono tutti truffatori, non mi vogliono vendere la roba, oppure c'erano manera di casini, è troppo difficile. Siamo in un parco nazionale, quindi non è così semplice come in altre zone, ma non è impossibile se si segue una procedura, quindi se abbiamo un protocollo, ok? Quindi dobbiamo cercare di strutturare. Vi do degli input, magari segnateveli oppure anche condividete questa diretta anche con altri se magari avete persone che potrebbero essere interessate o stanno decidendo di fare questa cosa o si trovano magari purtroppo per loro già in questa situazione. Quindi la verifica documentale principale, almeno in fase di appuntamento, magari andate a vedere la casa, la prima cosa è: mi fai vedere l'estratto di mappa dei terreni, voglio vedere le visure di cosa è di proprietà e cosa non è di proprietà, voglio vedere la planimetria catastale e la parte urbanistica. Se la cosa già vedete che ci sono delle difformità che vi cascano all'occhio sulla planimetria, voi magari non l'avete mai letta, però vi do un'idea, è abbastanza semplice, poi faremo dei video e delle cose anche proprio su come leggere le visure e le planimetrie. Capite, se guardate la planimetria e dite ok, le stanze mi sembra che sono quelle, le aperture ci sono, la porta c'è, il bagno, non c'è il bagno, però dentro c'è il bagno. Come mai c'è il bagno? No, però adesso poi quando fate la proposta ve lo mettiamo a posto, No, perché parlavo stamattina con un tecnico che mi ha chiamato di un suo cliente che vuole comprare una cosa tramite un'altra agenzia, che gli stanno facendo firmare un preliminare, che gli vogliono far firmare una roba e dicendo che poi sì, lo mettiamo a posto. No, ve lo dico perché stabilire le tempistiche e le cose, se vedete già che c'è un problema del genere e che non è a posto, dovete dire: a me la casa può il rustico può interessare tutto, io ti posso anche fare una proposta, perché magari rischiate se no di perderlo e tutto, e quindi magari giusto è, però io ti faccio una proposta, quindi non ti verso l'assegno, lo trattengo io, comunque vediamo come strutturare la cosa e tutto, e ti dico: me lo metti a posto, quando mi porti la relazione tecnica di un tecnico che ci mette un timbro, una firma, una responsabilità, che l'immobile è conforme, ok? Falla sempre verificare questa relazione anche a un tecnico tuo, perché purtroppo ci sono tanti tecnici fuffa, oppure ci sono anche tanti tecnici che sbagliano. A noi è successo un caso che un tecnico aveva fatto un lavoro e poverino aveva sbagliato e l'aveva interpretata male, poi l'abbiamo risolta comunque, quindi neanche lì abbiamo la certezza al 100% che i documenti, quindi mi focalizzo molto su sta roba perché è lì che ci facciamo male. Ok, motivo per cui noi abbiamo fatto pulizia di tutta la roba che avevamo in agenzia, di tutto quello che non abbiamo già verificato o controllato, e daremo incarico ai nostri tecnici di controllarlo ancora di più. Può capitare che uno che poverino vende non ha soldi per metterla a posto, motivo per cui sta vendendo e ti dice sì, però io magari devo spendere 5.000 euro per mettere a posto la sanatoria e tutto, come faccio se non ho il cliente che la compra? Ok, io ti faccio la proposta, te lo metti a posto, quando l'hai messo a posto io mi sono impegnata a comprarlo, se lo metti a posto però, perché se io faccio il compromesso e ti ho già dato la caparra, poi io ti do i soldi e poi dopo diventa fuori un problema, perché se non la mettiamo a posto e tutto, oppure i tempi, io magari ormai mi sono legato a te, ok, sì che alla caparra potete avere dietro il doppio e avete tutta una serie di cose, però magari nel frattempo che siete rimasti agganciati a quella cosa lì, magari ve ne capita un altro di rustico a posto che vi piace di più o che comunque potrebbe essere acquistabile in tempi rapidi, magari voi siete ancora vincolati a quella cosa lì, non vi potete slegare. Quindi vi dico occhio, anche noi l'abbiamo gestita in passato alcune cose così, perché qua è un casino trovare le situazioni a posto, vanno messe a posto tutte prima, però va gestita da un professionista e va gestita nella maniera giusta, ok? Punto 4, quindi investimento versus uso privato. Ritorniamo al discorso che mi riaggancio al punto 2, differenza magazzino abitazione. Se volete farlo principalmente come investimento, che quindi magari lo volete principalmente utilizzare come reddito, messa a reddito, chiamiamolo così, c'è un problema. Se comprate un magazzino, e purtroppo io ne vedo tanti pubblicizzati che conosco, perché sono anche persone che alcuni immobili noi abbiamo deciso di non venderli, poi altri li hanno messi a reddito. Se trovate su Airbnb, Booking, io ragazzi vado diretto, non mi interessa se qualcuno poi che mi ascolterà si offende o ci rimane male o si sente chiamato in causa, ma io sono per la trasparenza e sto cercando di fare pulizia in questo mondo un po' di fuffaioli. Cosa fanno? Se vedete un rustico su Airbnb, su Booking, l'amministrazione, la finanza e le cose stanno facendo parecchi controlli sulle case vacanze, su chi appunto affitta sui portali, perché un magazzino, questo ve lo dico per certo, ora poi sta cambiando qualcosa nelle normative, quindi forse qualcosa verranno un pochino allargate le maglie su questa cosa qua, però a oggi
solo se hai un'azienda agricola, che sei un coltivatore diretto iscritto, che hai vigneti, che coltivi che fai la produzione, tutto, hai dei rustici all'interno delle tue proprietà e fai delle cose a livello di, diciamo, di turistico ricettivo nell'ambito di degustazione di cose e tutto, solo in quel caso lì allora alcuni rustici, quindi che sono proprietà dell'azienda agricola, possono essere utilizzati per far alloggiare gli ospiti che vengono magari a fare le degustazioni o le cose dell'azienda agricola. Se sei un privato che compri un C2, non lo puoi affittare su Airbnb come una casa vacanze. Ok? Ci sarà chi vi dice che non è vero, io vi dico che invece è vero, ok? Non si può fare. Se volete farlo come reddito dovete comprare un immobile rustico che sia di categoria A3. Domanda che mi fate in tanti, ma si può fare il cambio di destinazione d'uso? A oggi purtroppo vi dico di no, perché il parco, il comune, le cose si stanno indirizzando in quella direzione per alleggerire un po' le cose e dare l'opportunità a tanti che hanno magari dei rustici, che hanno tutte le caratteristiche della civile abitazione, che poi c'è gente comunque che ha comprato roba e ci sono immobili che sono veramente, hanno le dimensioni, le cose, tutto di come una casa. Però dice, però Matteo, cavolo, come faccio ad utilizzarle come voglio metterle a reddito se non ho l'abitabilità o comunque non ho il certificato che sia dal punto di vista urbanistico e catastale abitativo? Ragazzi, a oggi non si può fare. Se cambierà la cosa, spero presto si possa fare queste trasformazioni. Poi subentro, apro una parentesi, ma non voglio fare della polemica politica o tecnica, c'è un'altra roba assurda che è successa a qualcuno. Cosa succede? Che quando io compro un rustico, lo ristrutturo, lo rimetto a posto e tutto, lo accatasto. Dovete sapere, ma vi sarà successo magari anche a casa, non voglio dar niente per scontato e ve lo spiego come succede. Considerate come di vedere come se fossero due binari del treno. Su un binario c'è il treno del comune, la parte urbanistica, su un altro binario c'è il treno del catasto e la parte, diciamo, fiscale. È successo che quando abbiamo accatastato questi C2 e comunque abbiamo mandato il catasto, ha un anno di tempo per fare delle verifiche e degli accertamenti. Sono venuti i tecnici del catasto e hanno detto no, per me questo non è un rustico, perché ci avete messo la cucina, c'è il bagno, c'è il letto, ci sono delle cose, per me è civile abitazione. E hanno fatto d'ufficio il cambio d'uso, che il proprietario ha detto cazzo che figata, me l'hanno trasformato loro, quindi sono a posto. No, diventa un problema. Perché? Perché urbanisticamente per il comune non è civile abitazione. E cosa succede? Che se oggi ti hanno fatto una roba del genere, lo vuoi andare a vendere questo rustico, non lo puoi vendere perché per assurdo catastalmente abitazione. Ragazzi, io so che vi sembra che vi faccio la supercazzola io, ma è così. È un po' come il film quello di Pieraccioni quando spiegava in Africa come funziona IMU e come funziona le tasse in Italia. Quindi tu avere casa di proprietà pagata casa dal notaio, poi paghi IMU sulla casa. Ok, lo so che è così. Quindi il catasto funziona in questo modo, quindi lui può darsi anche che faccia questa cosa. Quindi finché, siccome queste cose qua sono successe, ci sono un po' di interazioni, però sono due uffici dello Stato che fanno parte di tutta la filiera dietro alla parte immobiliare, ma non si parlano tra di loro. Quindi il comune ha un regolamento e riguarda tutta la parte, diciamo, urbanistica relativamente a tutta la parte del comune e diciamo gli interventi che si possono fare all'interno del comune, e il parco poi supervisiona tutto e la soprintendenza supervisiona tutto. Il catasto va per conto suo. Perché vi faccio questo riferimento? Perché se si torna al punto di quello che vi dicevo della verifica della documentazione, ok? Ci sta anche che arrivi un agente immobiliare o qualcuno, un privato che vuole dice no guarda, a me questo qui è civile abitazione, e te lì ti potresti far trarre in inganno. E gli dici ok, la planimetria è conforme, ok, è conforme alla planimetria, però gli dici però in comune com'è? Boh, no, è tutto a posto, sì è tutto a posto. Ok, me lo dici te, poi il proprietario dovrebbe essere responsabile. Mi fai controllare? Mi fai fare una verifica? Voglio sapere urbanisticamente com'è. Ok, perché in quel caso lì ci si potrebbe trovare a delle difficoltà. Ora non vi voglio spaventare, ok, perché io sono qua non per spaventare le persone, ma sono qua per darvi diciamo quello che è un po' la problematica e le situazioni, perché voglio che voi facciate degli investimenti sicuri, e soprattutto lo faccio nell'interesse di tutta la categoria, che ci sono tanti professionisti che come me lavorano e cercano di formarsi tutto. Poi ragazzi, siamo tutti umani, ragazzi, cioè in buona fede un errore può succedere a tutti. Anch'io non sono mandrake, cerco anch'io di evitarli, ok? Anzi, cerco di prendere dall'errore che può capitare la lezione giusta per non farlo più succedere, perché il problema è quando uno
scusate non mi viene la parola, diciamo continua, ok? Continua nell'errore, e allora a quel punto lì, come si dice, diciamo che perseverare poi diventa diabolico, quindi non puoi continuare a far finta di non vedere le cose. Quindi può succedere a tutti, ok? Vi dico anche che l'agente immobiliare da una parte non avrebbe nemmeno la responsabilità di dover verificare tutta una serie di cose se il proprietario non lo mette a conoscenza di certe cose, però noi ci siamo dati questo step nel nostro protocollo, che poi vedrete poi nel mese di maggio abbiamo dato tutta una serie di cose che a seconda dell'incarico che prendiamo saremo noi che prima di mettere in pubblicità l'immobile diamo incarico a un nostro tecnico di farci fare una relazione tecnica, perché io queste risposte non te le posso dare sul forse sì ma è, anche se io nasco come geometra e poi ho iniziato dopo a fare l'agente immobiliare, non sono un tecnico, non sono geometra adesso, perché c'è un conflitto di interessi tra le due figure, ve lo spiego magari se vi sarà capitato anche a voi. O sei iscritto all'albo dei geometri o fai l'agente immobiliare. Io nel tempo poi ho deciso di specializzarmi nella cosa, però la conoscenza tecnica ce l'ho, però non sono aggiornato e formato quotidianamente come un architetto, un geometra, un ingegnere che tutti i giorni fa quel lavoro. Quindi anch'io, che magari in linea di massima potrei capire, potrei vedere, voglio che vadano loro a verificare, anche perché vi racconto l'ultima. In questi comuni che hanno avuto a volte anche dei problemi che ci sono stati quando c'era stato il problema del parco, quando c'è stato poi il problema dell'alluvione a Vernazzi e tutto, anche i comuni stessi purtroppo tanti documenti sono andati perduti. A me è successo con una cliente che la pratica era stata presentata, le cose c'erano, e quando siamo andati a richiedere sta pratica era sparita, non si trovava più. Il notaio che doveva fare il rogito doveva avere questa pratica. Ragazzi, ci siamo dovuti mettere d'accordo e trovare una soluzione, perché l'abbiamo dovuta ripresentare di sana pianta. Era una pratica che ci volevano dei mesi. O viceversa, altri casi che chi aveva fatto la cosa precedente, il tecnico l'aveva messa a posto, interpretata in un certo modo. A oggi stiamo mettendo a posto delle cose che dovremo andare a posto a breve, ma comunque sì, abbiamo dovuto gestire delle cose. Quindi vi ripeto, c'è sempre da vedere i casi specifici. Quindi però seguendo questi 5 step diciamo che limiti al 99,9% la possibilità di avere dei problemi. Questa era un po' la mia focalizzazione. Quindi questa cosa qua per voi deve diventare la realizzazione di un sogno, il vostro rustico alle 5 Terre. Non deve diventare una cosa che vi fa perdere del tempo, vi fa passare la voglia di venire qua, che vi fa passare la voglia di fare queste cose, perché mi rendo conto che uno si sta parlando di soldi, e che uno ce ne abbia tanti o pochi sono sempre importanti, che se una persona investe dei soldi e paga un professionista deve avere un servizio per quello che paga. Quindi apro e chiudo una parentesi, state attenti a chi vi fa dei servizi a basso costo, perché di solito quando c'è un basso costo c'è anche una bassa professionalità. Quindi il professionista va pagato perché deve essere un professionista, poi deve avere la responsabilità di quello che fa, quindi deve anche essere responsabile di quello che fa, ma occhio, perché quando andate al risparmio di solito c'è qualcosa dietro che non funziona, ok? Quindi questo ve lo do come input. Io per oggi penso di avervi già dato tanto, ok? Se avete domande, se avete cose, scrivetemi, datemi dei pollicioni, quindi scrivetemi, datemi dei pollicioni che avete capito, che se avete dubbi o cose, ora poi vi metto il link anche della rubrica video che si collega a quella del sito dove sono sceso più nel dettaglio su alcune cose. Se avete dubbi, se avete cose, scrivetemi, chiamatemi, avete tutti i contatti, quindi noi siamo a disposizione. Dal 4 dovremo rientrare in ufficio e tutto, ma comunque continueremo con le dirette, anche perché per adesso tanto gli appuntamenti non li possiamo fare, e quindi cercheremo di andare avanti e darvi più valore e più contenuto possibile. Condividete questa diretta perché potrebbe essere utile a tante persone che magari oggi vogliono fare un investimento alle 5 Terre e tutto. E chiudo nell'ultima cosa, è come trovarlo, che poi ve l'ho messo nell'ultimo punto, ok? Come trovarlo: dovete prima venire giù, capire le situazioni e tutto, e poi dovete scegliere il vostro professionista, il vostro agente immobiliare, guardando la posizione, come è posizionato, guardando come lavora, guardando i suoi annunci, guardando gli immobili, guardando tutta una serie di cose. E se vi rivolgete al professionista, chiedetegli queste cose qua. Se già di 5 step, o comunque soprattutto quello della documentazione, c'è qualcosa che scricchiola, o lasciate perdere, o se quella cosa lì vi interessa e tutto, mi scrivete, mi chiamate e possiamo vedere poi di aiutarvi, di darvi la nostra consulenza e magari capire come mai queste cose qua non sono state fatte o come possono essere a posto. Oltre a me ho tutto il team dei professionisti che lavorano insieme a noi, quindi avrete tutta una serie di servizi che potete sfruttare, potete avere, ok?
Io vi saluto, ci vediamo domani, buon pranzo, sono arrivato abbastanza lungo, quindi non vi voglio portare via altro tempo. Vi abbraccio e ci vediamo domani nella prossima diretta. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.